Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Anche quest'oggi affrontiamo un tema molto delicato, andiamo molto su situazioni personali che si vivono nell'ambito della coppia e della famiglia. Entriamo con molta attenzione in certe dinamiche e facciamo anche un'analisi dettagliata di comportamenti che a volte possono sfuggire perché inizialmente vengono visti con leggerezza, con superficialità, poi invece possono manifestarsi appieno nella loro evidenza, ovvero essere violenti, violenza nei confronti delle donne. Sono purtroppo fatti sempre più incresciosi, sempre più frequenti, ne parlano le cronache, sono dati alla mano, sono frutto di ricerche, di segnalazioni, anche di denunce, però per lo più molte donne non hanno il coraggio, la forza, anche la voglia di denunciare certi fatti. E questo è gravissimo, perché? Perché si incappa in situazioni di circoli viziosi cosiddetti e poi a subire le conseguenze ne è la persona coinvolta, in primis la donna, e si può arrivare anche a gesti sconsiderati estremi, e lo avete visto, lo sentite dalle cronache che emergono, ma poi compromessi possono essere anche i figli, non solo perché può scappare un gesto violento nei loro confronti, ma perché è l'atteggiamento, la formula educativa che viene impressa, comportamentale, che dà degli input che poi questi diventeranno un modo di comportarsi nella vita adulta. Grandissima attenzione da parte di enti, associazioni, da parte delle istituzioni, ci sono delle campagne anche molto importanti in questo periodo, non tanto perché ci avviciniamo, non tanto e non soltanto perché ci avviciniamo alla festa della donna, che poi viene ad essere così un'occasione, ma proprio perché dati alla mano questi fatti in un momento di crisi, di difficoltà economica si acuiscono, come si acuiscono altri fenomeni, ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno di suicidio per esempio. Potrebbero succederne anche di altro genere. È normale che nelle difficoltà l'uomo tiri fuori, invece che il meglio di sé, come dovrebbe essere, in molti casi il peggio di sé. Chi invece ha un cuore grande tira fuori anche il meglio, e noi ci aspettiamo che questo possa emergere. Protagonista odierna, ci fa piacere di avere con noi in studio Ioanna Troplini, che è psicoterapeuta del Centro Veneto Progetti Donna. Ben arrivata, grazie di essere qui con noi. Spieghiamo innanzitutto il Centro Veneto Progetti Donna, magari molti lo conoscono, certo, però il ruolo che viene ad avere, sapendo che ci sono anche altre associazioni dove rivolgersi. A lei la parola per darci le informazioni. Sì, buongiorno. Il Centro Veneto Progetti Donna è un'associazione di volontariato in cui molte professioniste sono impegnate ad aiutare le donne, ad accogliere le donne che chiedono un aiuto rispetto alle situazioni che prima descriveva, appunto molto complesse. Questa associazione di volontariato è nata molti anni fa, nel 1990, per aiutare le donne nelle loro diverse richieste d'aiuto, ma non così specifiche. E successivamente questo gruppo di donne del sindacato, che vedevano che le richieste erano più orientate verso problematiche della famiglia, della coppia, hanno iniziato a riflettere su come aiutarle in modo un po' più specifico, per cui c'è stato un grande cambiamento nel 2003, quando vi è stata la prima convenzione con l'ULSS 16, per cui la tematica iniziava a diventare sempre più peculiare. E da quel momento le donne che si sono rivolte al Centro Veneto Progetti Donna sono state tantissime e sono aumentate di anno in anno. E noi lavoriamo, collaboriamo e facciamo rete con tutti i servizi che possono aiutare le donne vittime di violenza ad avere un aiuto e un sostegno, ma proprio perché sappiamo bene cosa succede in queste situazioni. Per cui la donna, quando arriva da noi, arriva in una situazione in cui è sola, in cui ha delle enormi difficoltà economiche, in cui è molto stanca, confusa, disorientata, tutti i sentimenti che una persona può provare in situazioni di deprivazione, di rischio, di pericolo, che
e di agitazione che prova quotidianamente. Ecco, un po' rispondendo anche a certe istanze che anche in passato sono state fatte, il centro fornisce anche un supporto logistico, cioè la persona che scappa a un certo punto da una situazione, Sì. se deve ritornare anche a casa, se una volta che è esposto ha fatto una denuncia, poi vedremo anche quali sono gli iter da fare, torna nella situazione di prima ovviamente, poi difficilmente potrà ritornare col coraggio a rivolgersi magari a un aiuto, cioè dà anche un rifugio. Sì, allora dal marzo dell'anno scorso, quindi del 2013, il Comune di Padova ci ha dato una casa di fuga, ci ha fornito una casa di fuga e per cui grazie a questa grande possibilità che è stata data alle donne, le donne possono arrivare da noi in una situazione di emergenza, per cui nel momento in cui hanno il coraggio di uscire di casa, di chiedere un aiuto, di fare una denuncia, noi le possiamo accogliere in emergenza, dando ovviamente alla donna il tempo anche di capire poi come vuole andare avanti, organizzarsi, anche perché spesso e volentieri sono coinvolti i minori, per cui questi bambini hanno la necessità di andare a scuola, hanno il bisogno di avere i loro libri, le loro cose, per cui sicuramente insomma questo primo passo fatto in emergenza è molto difficile. Per cui quando arrivano da noi la prima volta le donne cerchiamo di aiutarle a fare questi passaggi gradualmente, di modo anche da dare la possibilità a se stesse e ai loro figli di portare con sé poi via tutto ciò che serve, se è possibile. Tante volte questo non è possibile. Ah, non è addirittura possibile? Cioè non possono tornare più a casa? Tante volte le situazioni che vivono sono molto rischiose, per cui le donne sono costrette comunque a non tornare più. Allora raccontiamo un attimo, proprio per far capire a chi ci ascolta, e quindi cominciamo quali possono essere gli individui, le persone, lei che è anche psicoterapeuta, Sì. Quindi riesce a inquadrarli sotto il profilo psicologico, che per certi comportamenti, certe parole utilizzate, possono risultare poi degli individui pericolosi, di fatto, violenti, che possono avere poi delle reazioni nell'intimità, nella dinamica di consuetudinarietà della coppia che sfociano nella violenza. E quindi attenzione a che cosa? Sì, allora, Oppure anche persone che vengono si parlava fuori onda, certi paesi dove certi atteggiamenti sono abbastanza consuetudinari per formule educative, per abitudini di vita, per cui vediamo un po' di entrare nel merito. Allora, per quanto riguarda la violenza domestica, è una violenza che avviene nella relazione. Questo significa che quest'uomo, spesso e volentieri, così per dare un'idea un po' più chiara, all'interno delle mura può essere un uomo molto pericoloso e molto violento, e quindi avere dei comportamenti che noi definiamo reato. Ma all'infuori dalle mura di casa questi uomini spesso e volentieri appaiono in un modo splendido. Quindi magari c'è una buonissima persona, tranquillo, il vicino ideale, il collega di lavoro, quello più tranquillo. Per cui sì, è molto difficile poi anche per la donna che chiede un aiuto riuscire a convincere poi le altre persone rispetto a quello che succede all'interno della casa. E tantissime donne che arrivano da noi non hanno referti medici, non hanno nulla per dimostrare le violenze che subiscono tutti i giorni, e in più l'uomo quando si presenta, mettiamo al consultorio familiare, ai servizi sociali del comune, piuttosto che ai vari servizi o anche a volte dai carabinieri, l'uomo appare una persona equilibrata, piuttosto che con le idee chiare, piuttosto che dalla donna della matta. Certo. Questo succede purtroppo molto spesso, per cui è una grandissima difficoltà che incontriamo nell'aiutarle è proprio questo. Infatti la prima cosa che loro ci chiedono è di credere a quello che stanno raccontando. Per quanto riguarda invece le donne straniere, qui c'è anche una ulteriore complessità che sicuramente può riguardare la cultura e la mentalità. Spesso però la donna quando arriva qui da noi
Cioè cambia il suo modo di vedere quello che succede all'interno della sua casa, inizia a vedere, a capire che forse non è obbligata a vivere in quella situazione, che forse può dare la possibilità a lei e ai suoi figli di costruirsi una vita diversa e che quello che succede non è giusto e non è normale. Cioè quello che magari nella quotidianità della vita di tutti i giorni nel proprio paese poteva sembrare normale perché avveniva ad altre persone, sì. Risulta distorto, qualcosa che non funziona. Esatto. E quindi in queste situazioni la maggior complessità riguarda proprio il fatto che le donne straniere non hanno una famiglia di appoggio, di sostegno, non hanno delle figure di riferimento che possono dare un aiuto concreto nel momento in cui decidono di uscire da queste situazioni. Spesso e volentieri non lavorano, spesso e volentieri hanno il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno per motivi familiari o per ricongiungimento familiare. Tutte queste cose poi negli ultimi 2 anni sono finalmente cambiate, anche perché con le nuove normative le donne hanno molte più possibilità di fare le loro scelte, di decidere di uscire da questa situazione. Come possono uscire? E soprattutto quali sono in genere le reazioni che voi riscontrate che si verificano per lo più? Che cosa succede? Allora, quando la donna decide di uscire di casa, quello che succede è innanzitutto dall'altra parte un uomo che reclama i suoi diritti, soprattutto quando ci sono i figli. Quindi dice: io ho tutto il diritto di vedere mio figlio, mia moglie è una matta, voi non capite niente, eccetera, eccetera. Quindi i discorsi che noi sentiamo arrivare poi dai vari servizi sono questi, attraverso poi anche se le voi non parole avete degli contatti operatori. diretti col marito? No. Noi siamo un luogo per le donne, chiaramente sappiamo che l'altra parte c'è, non facciamo finta che non ci sia, anzi è importante anche che l'altra parte abbia la possibilità poi di avere un aiuto o un sostegno anche l'altra parte, perché sicuramente insomma quello che vive anche l'uomo non è piacevole, ma abbiamo appena iniziato ad avere gli strumenti per aiutare le donne e le situazioni che tante donne vivono sono talmente complesse per cui non possiamo pensare a tutto in questo momento. E, per cui quello che succede appunto è che il marito, il partner della signora che decide di uscirne reclama molti diritti e però purtroppo si dimentica di avere anche dei doveri, c'è il dovere di mantenere i figli. Quindi non provvede economicamente alla famiglia sostanzialmente? No. Sì, purtroppo spesso le donne firmano fideiussioni, si indebitano per conto del partner e le loro situazioni finanziarie sono veramente disastrose quando arrivano da noi e fanno fatica a capire come gestire poi tutto questo, ed è per questo che noi abbiamo la possibilità di dare, oltre al sostegno psicologico, anche un sostegno legale. Questa è una parte molto importante perché permette alla donna di farsi guidare in modo corretto da professionisti che possono dare una mano in tutte le aree della sua vita che sono molto incerte nel momento in cui chiedono un aiuto. Ecco, qui stiamo parlando di casi, penso dal punto di vista legale, dopo mi dirà anche lei, dove c'è un matrimonio. Sì. Molte situazioni, e adesso poi anche i dati proprio che sono usciti in questi giorni fanno emergere che ci sono più convivenze, cioè stanno aumentando esponenzialmente le convivenze di fatto rispetto ai matrimoni, per una serie infinita anche di ragioni legate anche alla situazione economica, che affrontare un matrimonio per molti è un onere perché poi non c'è la certezza, insomma tante eventi correlati, anche per gli stranieri poi peraltro è lo stesso, che arrivano nel nostro paese e poi sposarsi ci pensano successivamente. Tutela legale esiste anche in queste situazioni? Che tipo di garanzia? Perché ci possono essere delle signore che magari non hanno coraggio di denunciare proprio perché dicono: io convivo, non ho niente, neanche la casa di proprietà, non ho diritto a nulla, cosa faccio? Se poi denuncio dove finisco? Quindi c'è questa paura qua, quest'area, no? Sì, allora sicuramente le situazioni di matrimonio e di convivenza sono comunque tutelate. Bisogna fare una distinzione tra una convivenza in presenza di figli e una convivenza senza i figli.
In presenza dei figli chiaramente la donna può avere il mantenimento per il minore, per cui comunque ha il diritto di avere il mantenimento per il minore nella situazione di convivenza, mentre una donna che convive e non lavora, non ha nulla, chiaramente la donna viene aiutata in quella situazione a riprogettare una sua autonomia. Quindi può ugualmente insomma cercare, deve assolutamente. Sì, assolutamente, certo. Chiaramente tutte le aree della sua vita sono un po' minate, per cui il nostro compito è anche quello di aiutarla a ricostruirsi in questo senso, e quindi avrà bisogno di un po' di tempo, ma insomma è possibile farlo. Questo è importante, dare anche delle speranze che ci possano essere delle vie d'uscita, perché poi molti vedono soltanto il baratro davanti, no? Quindi questa. E dicevo anche prima, quali sono un po' i comportamenti che possono dovrebbero indurre in sospetto, tra virgolette? Beh, allora sicuramente ci sono dei comportamenti che fanno iniziare a capire alla donna che forse quest'uomo può diventare ancora più violento col passare degli anni. Facciamo un esempio. Facciamo esempi che ai nostri telespettatori piacciono anche molto. Esatto. Una coppia che sta discutendo in auto, lui ferma l'auto e fa scendere la donna. Questo è un comportamento violento. Ecco, quindi magari uno lo considera violento, invece attenzione. Le persone possono pensare, sì, una discussione può succedere, ma essere lasciati in mezzo a una strada dal proprio partner è comunque un comportamento. Non è solo maleducazione. Non è solo maleducazione, piuttosto le offese o gli insulti. Tipo, facciamo l'esempio, una persona, proprio per far capire a chi ci ascolta. In una discussione l'uomo offende pesantemente la donna, mettendola in difficoltà. Non stiamo dicendo che le donne non offendano. Infatti, perché dopo magari noi abbiamo anche molti uomini che ci seguono e dicono ma anch'io ricevo le offese. Certo. Quindi c'è la reciprocità molte volte. Sì. No? La differenza tra l'uomo e la donna, ricordiamoci, è anche una differenza fisica. Certo. Non entriamo poi nel va bene. Sì, nel senso che le situazioni di violenza, il primo schiaffo che una donna riceve è il comportamento più evidente, l'inizio di una situazione, di una relazione violenta. Sì, io mi ricordo ancora in passato che avevamo fatto anche una trasmissione, c'era intervenuto una persona, un signore, aveva detto sì, però il primo schiaffo io l'ho ricevuto dalla mia compagna e a un certo punto mi è proprio venuto in automatico rispondere con altrettanta irruenza, perché nella lite quando secondo me si innescano certi meccanismi, può essere che sia la donna a far innescare per reazione, magari per abitudine, mette le mani addosso e poi l'uomo reagisce violentemente, quindi. Sicuramente ci possono essere delle situazioni in cui entrambi i partner arrivano alla violenza. Come dicevo poco fa, ricordiamoci che l'uomo fisicamente è più forte della donna di solito. In secondo luogo, se una donna picchia o tira uno schiaffo, è antipatica, noi lo diciamo, non diciamo mica che le donne sono tutte simpatiche, buone, brave, ci sono anche le donne antipatiche che possono essere anche o diventare insopportabili, ma in quel caso noi diciamo la donna deve essere lasciata, non picchiata. Si cambi partner completamente. Esatto, quindi. Per cui non c'è una giustificazione per la violenza. Quindi porre attenzione a piccoli gesti, a piccole situazioni che possono essere sintomatici di qualcosa di più che ci può essere un domani. Tra le pareti domestiche che cosa non dovrebbe succedere? E questo un po', adesso ne parliamo subito dopo la pubblicità naturalmente. Andiamo pochi secondi in intervallo pubblicitario e poi vediamo anche di affrontare questo tema.